Cari telespettatori, un'altra puntata di Made in Veneto e questa volta ci troviamo nella zona di Vicenza. Perché? Perché sin dai tempi più antichi, prima del Medioevo, in quest'area esistevano moltissime miniere e quindi tradizionalmente si è affermata l'arte della lavorazione dei metalli, del ferro in particolare, che veniva ricavato dalla pirite, e un tempo esistevano anche molte miniere. Nel 1311 viene fondata la Fraglia dei Fabbri, lavoratori del ferro, rinomati e molto stimati. Ma arriviamo ai giorni nostri, anche se non ci sono più zone di estrazione come un tempo, il ferro resta molto importante. Le sue lavorazioni di carattere artigianale, artistico, elaborate e richieste in tutto il mondo e molto apprezzate, restano vitali e importanti e noi le andiamo a scoprire. Entriamo allora in un'azienda emblematica per il territorio, per la produzione del ferro battuto, ma anche di carattere artistico e non solo. India SPA, Bruno Gonzato, presidente, ci supporta in questo viaggio alla scoperta di un'arte, di un'attività che è estremamente importante per il nostro paese, oltre che per la regione del Veneto. E allora vediamo a capire perché proprio qui a Malo, nel Vicentino, si è creata un'attività organizzata di produzione artigianale del ferro battuto. Beh, come sempre c'è una componente di casualità nelle cose. Diciamo che Monti di Malo, dove siamo nati noi, fino a tutto il Settecento produceva ferro, produceva le canne dei fucili dell'epoca. Diciamo che 44 anni fa, quando abbiamo iniziato, noi abbiamo dato ai fabbri, prima dalla provincia, poi dalla regione, poi d'Italia e poi del mondo, perché esportiamo in 136 paesi, la possibilità di avere elementi prefatti in ferro battuto da utilizzare nelle loro composizioni, il cancello, il balcone, il parapetto, qualsiasi bisogno avessero, insomma, per protezione della grata da finestra in particolare, diciamo. E questa è la differenza tra il fabbro di bottega, che in realtà è il nostro cliente in tutto il mondo, e la nostra produzione, che ha permesso al fabbro di paese, anche al piccolo fabbro della Russia, voglio dire, o dell'Arkansas in America, di avere a disposizione elementi in ferro battuto che lui, con la sua disponibilità di macchinario e esperienza artigianale, non avrebbe potuto avere, insomma, altrimenti. In tutto il mondo voi avete più di 750 collaboratori dipendenti e qui una sede produttiva importante e pesante. Malo rimane per noi il cuore, dove vanno prodotti i prototipi e fabbricate le macchine per poterli produrre a un prezzo più basso e con qualità superiore, in modo che si potrebbe definire industriale, ma industriale del tutto non è molto artigianale ancora, e grazie a Dio, perché io difendo questa nostra peculiarità. Da dove viene il ferro e che tempi richiede di produzione dall'inizio fino al prodotto finito? Il ferro, 3 anni fa abbiamo acquisito una ferriera, dopo 40 e più anni di lavoro, per farci il ferro esattamente come serve a noi. Il ferro, per lavorarlo come facciamo noi, come fanno tutti i fabbri, diciamo, ha bisogno di essere omogeneo, ad avere quel grado di durezza, quelle caratteristiche che lo faranno diventare un ferro battuto dopo più giusto, più ben fatto. Ci facciamo il ferro noi direttamente, altro lo comperiamo, ma il ferro è ancora la base, insomma, per certe lavorazioni. Penso in particolare alle pigne. Se non hai un ferro omogeneo come ce lo facciamo noi, non riesci a farle se non con scarti del 30-40%, mentre noi riusciamo ad andare giù al 2% di scarto, insomma. Quindi la materia prima è fondamentale. Grazie Presidente, ma abbiamo detto che comunque è un'azienda che ha la connotazione di conduzione familiare all'interno. Tanti componenti della famiglia, veramente. Noi andiamo a interpellarne uno in modo particolare, il figlio, per capire l'espansione verso quali mercati e le ultime realizzazioni. Aggiungiamo Davide Gonzato, che è direttore commerciale, uno dei figli, parte della famiglia, grande flessibilità e adattabilità ai mercati, espansione, quindi non resta una produzione in Veneto, nel nostro paese, ma è apprezzata in tutto il mondo.
Sì, come diceva lei, la nostra azienda, oltre a lavorare moltissimo nel mercato italiano, opera molto anche nei mercati esteri e in questi ultimi anni stiamo avendo grande successo nei mercati dell'Est Europa, negli mercati statunitensi e anche nei mercati africani. Avete avuto degli incarichi molto importanti anche per l'Expo di Milano. Sì, in effetti siamo fieri di di aver collaborato in 2 padiglioni, il padiglione dell'Azerbaigian, che comunque a detta di molti risulta essere uno dei più apprezzati, e anche il padiglione degli Emirati Arabi. E poi c'è un incarico per il Colosseo. Esattamente, fortunatamente siamo stati selezionati come azienda fornitrice delle cancellate che andranno a chiusura di tutti i fornici del Colosseo, e chiaramente è un progetto che ci inorgoglisce particolarmente. Grazie, allora grandissima adattabilità alle esigenze della clientela, ai mercati anche emergenti e soprattutto a quelle che possono essere le prospettive future per far sì che il nostro Made in Veneto continui ad essere ricercatissimo e molto apprezzato. E anche così chiudiamo il nostro appuntamento ringraziando chi ci ha ospitato e a voi a presto.